Ecco, allora questo panel si chiama Data Driven Cities, dati per il governo della città. È un panel ricco di tanti ospiti, incentrato sempre sul dato. Ecco, inizierei chiamando i primi tre. Quindi se può venire per cortesia Margherita Cera, l'assessora Smart City di Padova, Luca De Pietro, il direttore strategia ICT, agenda digitale e sistemi di comunicazione della Regione Veneto, e Simone Bigotti, che è il CEO di BB Bell. Ecco, buongiorno a tutti quanti. Io inizierei proprio con l'assessore. Abbiamo capito che il dato è fondamentale per lo sviluppo di una smart city e voi come comune siete stati fra i capofila in Veneto per quella che è la realizzazione del progetto MyData, finanziato dalla Regione. Ecco, io volevo che tu ci spiegassi di cosa si tratta e come ha contribuito a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Certo. Buongiorno a tutte e a tutti. Il progetto MyData, che realizza la piattaforma Veneto Data Platform, è un progetto che è stato fondamentale negli ultimi 7 anni. Viene da una programmazione di finanziamenti PORFESR 2014-2020 e ha portato appunto alla realizzazione di una piattaforma integrata che raccoglie dati da una serie di sensori di proprietà sia del Comune di Padova sia di altri partner del Comune che hanno il possesso appunto di questi dati. Penso ad esempio alle società che gestiscono il trasporto pubblico, penso ai partner che noleggiano ad esempio le biciclette o i monopattini. Tutti questi soggetti sono in possesso di una serie di dati che vengono trasmessi alla piattaforma, la quale quindi raccoglie appunto tutta una serie di dati integrati e fotografa in tempo reale quello che è lo stato della città in quel momento. Migliora quindi la vita dei cittadini come? Dando loro la possibilità di vedere quali sono i fenomeni cittadini di quel momento e di prendere alcune decisioni immediate, quali ad esempio dove andare a parcheggiare la macchina perché i posti in quel luogo sono liberi, ma anche di esercitare in qualche modo una partecipazione attiva alla democrazia e alla vita della città su altre tematiche. Penso per esempio al tema dell'inquinamento. Questa piattaforma raccoglie anche il livello di inquinamento dell'aria e qui per esempio il cittadino può esercitare in qualche modo una partecipazione attiva per dire la sua. Certo, anche intervenendo immagino in quella che è la vita politica con le sue istanze. Ecco, Certamente. quindi Luca, mi rivolgo a te, è giusto parlare di smart city, però alle volte le città da sole non hanno le competenze, ecco, per diventare intelligenti, perdonami, ecco, questo piccolo passaggio. E qui è fondamentale il ruolo della regione. Ecco, voi come intervenite per aiutare le vostre città a diventare intelligenti? Beh, intanto lavoriamo assieme con loro, lavoriamo assieme al Comune di Padova, ma lavoriamo assieme a tutte le autorità urbane della Regione Veneto. Il tema nodale non è tanto lavorare sull'intelligenza della città, ma mettere tutte le città nelle condizioni di poter avere i dati, no? Il progetto che citava prima l'assessore di Padova è stato fondamentale perché metteva assieme Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Montebelluna, San Donà, attorno a un unico progetto regionale con l'idea di condividere i dati, perché è giusto che Padova usi i suoi dati, ma i dati magari di Padova possono avere una ripercussione anche su Vicenza, su Treviso, su altri territori, perché ormai abbiamo fenomeni che non si limitano ai confini amministrativi delle città. L'inquinamento di questi giorni della pianura padana sappiamo benissimo che va da Torino a Venezia, piuttosto che un problema di trasporti. Ecco, l'idea di avere un'infrastruttura comune che noi definiamo Veneto Data Platform con 2 aggettivi, multidimensionale e multiente. Multidimensionale vuol dire che non ha solo i dati di un settore, ma i dati della mobilità, dell'ambiente, del turismo, della sicurezza. Multiente che permetta al piccolo comune magari della centro urbana di Padova di avere i suoi dati, al Comune di Padova di avere la sua visione e alla Regione Veneto di avere la sua visione, secondo noi rappresenta un po' la vera sfida di questo progetto, che è una sfida sicuramente tecnologica, ma soprattutto organizzativa, perché dobbiamo metterci d'accordo su come lavorare e condividere questi dati. Certo, quindi importantissima la collaborazione fra comuni, fra città, coadiuvata dalla regione, immagino anche importante la collaborazione fra le varie regioni, però citavi anche un passaggio dell'importanza delle infrastrutture. Ecco, io qui mi rivolgo a Simone Bigotti.
Ecco, quindi le infrastrutture sono fondamentali e una importantissima è la rete. Voi vi occupate, ecco, siete un'azienda che si occupa molto di wireless, come può aiutare la rete a migliorare, ecco, il modello di sviluppo di una città? Sì, la rete è lo strumento su cui partono e passano tutti questi dati, questa mole di dati infinita che utilizziamo quotidianamente, oramai per lavoro, per hobby, per gestire servizi, necessitano di una infrastruttura di rete che sia capace di arrivare ovunque e di sostenere questa mole di dati che è in crescita esponenziale. Negli ultimi anni si è vista una crescita che supera di 500 volte 500% rispetto a 2 o 3 anni fa. Noi da 20 anni facciamo infrastrutturazione di rete principalmente nei territori extraurbani, quindi rurali, laddove non c'era la connettività via cavo, la DSL. Abbiamo iniziato a implementare reti radio, reti wireless per portare, allora si chiamava la banda larga, oggi la banda ultralarga. La rete è fondamentale. Noi diciamo sempre, cerchiamo di far capire questa cosa, non c'è la tecnologia giusta per portare una connessione veloce, c'è il servizio giusto, nei tempi giusti, perché non possiamo metterci decenni perché ci concentriamo esclusivamente su una tecnologia. Quindi il modello per portare nel modo più veloce possibile la diffusione delle reti e di infrastrutturare nel modo più veloce possibile tutta l'Italia, perché infrastrutturare i grandi centri urbani è importante, però abbiamo il 15-20% di popolazione che comunque vive in territori extraurbani. Abbiamo delle aziende che sono insediate nei territori extraurbani e quindi bisogna implementare una soluzione mista, ibrida, che parli di fibra ottica e wireless e magari anche qualcosa di satellitare nei luoghi proprio più remoti. Questo perché se partiamo da un assunto tecnologico, e cioè, e questo è quello che noi diciamo da sempre sul piano Bull, il piano della banda ultralarga, perché è in forte ritardo? Perché parte da un assunto tecnologico dove dice portiamo la fibra a casa di tutti. No, noi dobbiamo portare 100 mega a casa di tutti, poi penseremo al giga, ma oggi qualunque abitazione, qualunque famiglia, qualunque impresa con 100 mega dati bene, costanti e garantiti riesce ad operare in maniera completa. Quindi è importante che ci sia un mix di tecnologie. Le tecnologie radio sono ottimali per i territori extraurbani, la fibra ottica è ottimale per arrivare a casa di tutti nei grandi centri urbani. Se noi partiamo e stravolgiamo un po' il concetto di dire portiamo questo cavo a casa di tutti, assorbiamo i ritardi e magari il cavo lo portiamo per esempio alle torri che devono distribuire il segnale in un territorio di 500-600 abitanti e riusciamo a portare velocemente 100 mega a casa di tutti. Ecco. Perfetto, ti ringrazio. Margherita Cera, ecco, la tecnologia quindi è fondamentale e c'è una nuova tecnologia che sta un po' sconvolgendo il mondo o dovrebbe farla a breve, che è l'intelligenza artificiale. Ecco, io volevo domandarti, l'intelligenza artificiale che ruolo può avere nel governare una città, nella sua gestione e se c'è qualche progetto che state cercando di implementare, di sviluppare con il futuro immediato? Grazie. Certamente l'intelligenza artificiale ritengo sia la sfida in qualche modo principale per la transizione digitale dei comuni e della pubblica amministrazione. Un progetto come quello di cui stiamo parlando, il MyData, costituisce sicuramente una base importante per poter applicare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale opera laddove ci sono grandi set di dati con cui l'intelligenza artificiale può essere istruita e alimentata. Una piattaforma come MyData, si è detto, raccoglie un'enorme mole di dati. Soltanto sulla città di Padova ci sono 500 sensori, 23.000 sono quelli in tutto il Veneto, quindi come dire effettivamente può alimentare quel dataset che serve per implementare servizi basati sull'intelligenza artificiale. Che tipo di servizi? Penso per esempio a tutti quelli legati alla gestione intelligente del traffico, della mobilità,
fare piani appunto per la riduzione del traffico sulla base di quelli che sono i dati raccolti tramite questa piattaforma. Nel comune di Padova abbiamo già in qualche modo implementato alcuni servizi basati sull'intelligenza artificiale, abbiamo visto che questa tecnologia non deve spaventare ma anzi migliora i servizi al cittadino. Abbiamo implementato un utilizzo tramite una piattaforma che si chiama Gaia, che risponde a oltre 2000 telefonate dei cittadini legate a come devono essere gestite le limitazioni al traffico legate alle iniziative per la riduzione delle emissioni, appunto. Queste 2000 telefonate che intasavano il centralino oggi vengono tutte risposte tramite l'intelligenza artificiale, solo il 2% degli utenti chiede di essere richiamato, ma soprattutto abbiamo visto come il servizio migliora perché le telefonate arrivano la notte, la mattina presto, in pausa pranzo, quando cioè il cittadino normalmente ha tempo di pianificare i suoi spostamenti e in una fascia oraria in cui invece normalmente l'amministrazione comunale non risponderebbe, insomma. Mi piace anche ricordare che tutti questi servizi e tutta questa transizione digitale legata appunto ai dati deve essere portata avanti dai comuni più grandi come capofila, ma con un occhio rivolto sempre anche alle municipalità più piccole. E un progetto come MyData è innovativo, a mio parere, non soltanto appunto per la rivoluzione legata alla cultura del dato diffusa sul territorio, ma anche perché le città capoluogo possono essere, uso un termine caro in qualche modo al linguaggio dell'Unione Europea, enabling city, cioè città abilitanti. Nella attuale programmazione PRFES 2021-2027 l'area urbana della città di Padova è passata nel progetto MyData da 2 comuni dell'area urbana ad altri 8. Questo vuol dire che la città oggi ha una responsabilità maggiore, innanzitutto deve percepirsi come una città più grande, inclusiva della sua area urbana e capace di espandere nei comuni dell'area urbana tutte queste soluzioni, accompagnando la transizione digitale di un territorio quindi che non è solo quello strettamente del comune, ma un territorio più ampio, e penso che questo sia fondamentale per realizzare la transizione digitale del paese. Ecco, Luca, restiamo su questo tema, quindi le grandi città, in questo caso la regione, come vanno ad aiutare le comunità locali, anche quelle rurali, a gestire anche sistemi tecnologici come l'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato prima, ecco. In questo caso servono le competenze, serve il personale e immagino che un comune di piccole dimensioni non possa avere le risorse, ecco, non si possa permettere un nutrito numero di dipendenti, ecco. La regione in questo caso come interviene, come aiuta? Ci proviamo con una strategia, diciamo, multilivello su più parti. Una prima dinamica è quella di favorire l'aggregazione dei territori. No? Padova con gli 8 comuni, adesso in realtà la nuova programmazione europea ha individuato 11 autorità urbane e 119 comuni, siamo quindi più che raddoppiati rispetto alla programmazione precedente, ma noi abbiamo altri soggetti sul territorio con cui noi lavoriamo che sono i SAD, soggetti aggregatori digitali. Quindi prima di tutto spingiamo i piccoli comuni ad aggregarsi, perché lo dicevi bene tu, c'è un problema di competenze. Però non è che l'aggregazione è sufficiente, dobbiamo lavorare anche inserendo o quantomeno mettendo a disposizione di questi soggetti aggregati anche competenze specialistiche, perché il problema della gestione dei dati, il problema dell'intelligenza artificiale è che spesso le competenze non ci sono in questo momento nelle pubbliche amministrazioni. Stiamo lavorando a un modello che noi chiamiamo di data authority, in cui costruire delle task force da mettere a disposizione a tutto il territorio di specialisti sulla mobilità, dell'ambiente e quant'altro, perché poi queste dashboard producono il dato. Ma chi assiste il politico, il decisore pubblico a prendere una decisione? Quindi è un tema veramente cruciale. Finisco con un numero che ieri ho letto sul giornale che mi ha impressionato, perché parlava di 15.000 dimissioni in un anno dalle pubbliche amministrazioni, dai comuni in tutta Italia. No? Nel 2023 già 15.000 persone hanno abbandonato i comuni andando a lavorare o nel privato o in altre pubbliche amministrazioni, dove evidentemente o le pagavano di più o trovano soluzioni migliori. Il tema del capitale umano nella pubblica amministrazione è un tema cruciale. O noi troviamo veramente un percorso virtuoso
passi la battuta, che non può passare solo per lo spot pubblicitario, ma che deve passare per una politica anche di recruiting, di stipendi, di riconoscimento, anche del ruolo pubblico di questi soggetti, oppure noi faremo veramente fatica, perché le sfide sono così importanti che abbiamo bisogno prima di tutto di riqualificare chi lavora nella pubblica amministrazione, e ovviamente nei piccoli comuni il lavoro è tantissimo e bisogna partire da questi, ma soprattutto dobbiamo fare una grande campagna per rilanciare il posizionamento della pubblica amministrazione verso i giovani. Ce ne abbiamo tantissimi che si laureano, che escono dalle nostre università, dobbiamo in qualche modo attrarli. Certo, assolutamente. Simone, ecco, nei piccoli comuni un'altra grande difficoltà, noi ci immaginiamo questo universo digitale della pubblica amministrazione, però spesso e volentieri, soprattutto i piccoli comuni, sono ancora un po' sul modello cartaceo, con gli archivi cartacei. In una battuta, come facciamo a aiutare queste piccole realtà in questa transizione digitale? Spiegandogli. Allora, mi sento toccato nel vivo, perché io per hobby faccio il sindaco di un condominio di 600 abitanti in Piemonte da 13 anni. Bellissimo sentire come un comune capofila, un comune capoluogo pensi di essere soggetto facilitatore per i comuni piccoli che non hanno le competenze, perché è questo, uno dei grandi temi è questo. Il PNRR ha dato impulso, perché quando vedi che ci sono i finanziamenti, tutti corrono dietro ai finanziamenti. Però io dico sempre, la pubblica amministrazione, soprattutto i piccoli enti, devono rendersi conto che il processo di digitalizzazione deve essere affrontato in maniera organica e non può essere lasciato al caso. I comuni devono mettere risorse sui progetti di digitalizzazione, deve diventare una parte integrante del bilancio. Non può essere come succedeva 20 o 30 anni fa, che l'informatizzazione era sempre l'ultimo aspetto del bilancio. Oggi i comuni devono capire che bisogna trasferire questi dati nella piattaforma cloud, bisogna preoccuparsi di dove andiamo a mettere questi dati, perché io dico sempre, stiamo iniziando adesso il passaggio dall'era cartacea all'era digitale, e io cerco sempre ai sindaci che incontro, cerco sempre di fare questo esempio per dargli il senso. Se io ho bisogno un dato, vado in un faldone e trovo una mappa catastale del 1950, se non c'è stato un incendio o un'alluvione, io quel dato lo trovo, perché è lì cartaceo. L'era digitale rischia di mettere un senso di ma intanto è archiviato digitalmente, è sicuro. No, noi ci dobbiamo assicurare di dove andiamo a mettere questi dati, quindi piattaforme cloud certificate. Io dico piattaforme cloud nazionali, perché i dati sono il nostro patrimonio e quindi non possiamo pensare di trovarci fra qualche anno, fra anni, per un attacco informatico, per un virus, per un errore umano, con un deserto digitale, perché lì sarebbe una catastrofe nel momento in cui vado a perdere tutti i dati. Quindi... Certo, ti ringrazio, guarda, perché l'importanza del cloud è veramente decisiva, e come hai detto tu è importante che ci sia una struttura anche a livello nazionale che venga a sopperire alle difficoltà soprattutto delle piccole realtà. Ecco, io ringrazio i nostri 3 ospiti e passo a chiamare sul palco Andrea Quaroni, CEO di Fabbrica Digitale, l'avvocato Carlo Rossi Chauvenet, docente Data Protection alla Bocconi e responsabile del progetto Data Valley, e Massimo Imparato, Head of Practice Augmented City di Almaviva. Ecco, Andrea, partirei con te. Abbiamo capito quindi l'importanza del dato, ma prima di arrivare a lavorare su un dato, a condividerlo fra le varie realtà, bisogna capire come si raccolgono questi dati. Ecco, la vostra società lavora proprio in questo, ha sviluppato una piattaforma che è molto attiva sotto questo punto di vista. Ci spieghi come fate? Sì, innanzitutto buongiorno e grazie dell'ospitalità. Noi rappresentiamo un po', anche avendo ascoltato gli speech precedenti, quell'anello di congiunzione tra le amministrazioni e un po' l'obiettivo finale, quindi credo che le imprese che sono attive in questo ambito abbiano il dovere anche di cercare di aiutare le amministrazioni a creare questo ecosistema virtuoso. Oggi noi fortunatamente stiamo già lavorando con città sul territorio italiano
piuttosto avanti nel tema della digitalizzazione del dato, dell'uso di questi dati, fino addirittura già a esempi concreti di gemello digitale. Oggi noi ci ritroviamo quindi in modo molto operativo ad avere a che fare con le amministrazioni per raccogliere questo patrimonio di dati, un patrimonio di dati che in alcuni casi, appunto per il ruolo che secondo me dobbiamo avere, aiutiamo ad arricchire, quindi portando sui territori anche dati che magari arrivano dai satelliti, dai data provider, quindi scoprendo anche un mondo di dati che non è prodotto direttamente dall'amministrazione, dalla città. E l'altra parte, che è quella più sfidante, appunto di poi raccogliere i dati che venivano citati anche dall'assessora prima, che sono un patrimonio della città, che arrivano dalle reti delle città, dei loro sistemi informativi. Ecco, questo vediamo nei nostri progetti che è uno degli elementi, diciamo così, più critici. Nel percorso critico è uno degli elementi più rilevanti, perché si parlava di competenze digitali, si parlava di aspetti di questo tipo che effettivamente poi sono un rallentatore rispetto alla capacità poi tecnologica di concretizzare tutto questo concetto del data driven, quindi raccogliere il dato e metterlo a disposizione degli strumenti tecnologici. Quindi questo è sicuramente un aspetto da non sottovalutare per raggiungere l'obiettivo finale, soprattutto oggi dove c'è una certa fretta per motivi magari banalmente di finanziamenti o di obiettivi di politiche cittadine che richiedono di correre, diciamo così, verso questi obiettivi. Quindi questo è un punto sicuramente che rileviamo essere importante e da non sottovalutare, ovviamente nel complesso di tutte le cose che anche sono state citate nei panel precedenti. Perfetto, ti ringrazio. Avvocato, quindi la raccolta del dato è una fase fondamentale, ma poi questo dato va condiviso fra il pubblico e il privato, e qui qualche volta si inceppa questo passaggio. Ecco, come si fa a risolvere? Quali sono i problemi intanto di questo passaggio? Ecco, grazie. È stato citato più spesso, molto spesso in questa mattinata, il Data Governance Act, le norme che a livello europeo sono state emanate per agevolare e per vedere in maniera completamente diversa l'approccio sinora tenuto rispetto alla condivisione del dato. Solo il 27% delle pubbliche amministrazioni avviano progetti di condivisione nell'ambito di un framework con altre pubbliche amministrazioni o con le aziende, e le aziende non condividono dati con le pubbliche amministrazioni. Quindi se il problema è il dato e il problema è le tecnologie, è necessario che ci sia un'analisi di caso per caso di queste soluzioni e ci sia un approccio diverso al profilo normativo, un approccio appunto che non costituisca, spesso viene citata la privacy come dire, la scusa per anche non applicarsi a verificare l'utilità di certe situazioni, di bloccare lo sviluppo per esempio dell'utilizzo di recente dell'intelligenza artificiale. Ora sappiamo tutti che c'è l'AI Act che è stato approvato dal Parlamento europeo e potrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno, quindi il tema è guardare ai profili normativi non solo come un limite ma come un elemento di sviluppo. Da ultimo il tema della titolarità del dato è il tema principale, nel senso che a partire da settembre di quest'anno attraverso il Data Governance Act è stata data la possibilità di creare dei data intermediari che saranno sia pubblici che privati e è nella facoltà quindi delle amministrazioni pubbliche individuare questi soggetti che potranno essere anche dei soggetti, degli enti intermedi, quindi che gestiranno i dati dei cittadini e saranno degli enabler, come diceva l'assessore Cera, effettivamente per lo sviluppo di nuovi servizi, per dare trasparenza e per aumentare la qualità dei servizi che la pubblica amministrazione. Quindi il problema non è solo un problema tecnico, è un problema di fiducia che deve costituirsi all'interno dei vari operatori. Certo, fiducia immagino soprattutto nei confronti di aziende private che possono aiutare l'amministrazione. Ecco, Massimo Imparato, a questo punto io ti chiedo, la vostra azienda, Almaviva, come si pone in questo contesto della Smart City e che contributo dà?
Fatemi dire che Almaviva è la prima azienda italiana di totale proprietà italiana, quindi si pone come top player all'interno del contesto delle aziende di grandi dimensioni IT. L'azienda ha fatto diversi investimenti già da prima del periodo del Covid, acquisendo nuove aziende, tra cui Datapil, che è un'azienda che è cresciuta in EC Pharma e è stata acquistata di recente. Ha creato AlmaWave, che fa del business intelligence e dell'intelligenza artificiale il core business. Ha creato una serie di practice sia tecnologiche che affrontano i temi dell'IoT e del big data, sia funzionali, dentro le quali ci sono specialisti del settore su diversi domini eterogenei, vanno dalla sanità alla smart city, all'idrico, all'ambiente e all'agricoltura, quindi si è specializzata per settori, ma a capo di questi c'è un'unica testa che comunque coordina tutto in un ambito smart city e che sostanzialmente presta i propri professionisti secondo le esigenze del territorio, che chiede poi delle progettualità come quelle della Veneto Data Platform che abbiamo sviluppato per Regione del Veneto. Ecco, se vuoi raccontarci qualcosa appunto della Veneto Data Platform, di cosa si tratta? La Veneto Data Platform è una piattaforma abilitante, permette di acquisire dati eterogenei di diverse fonti, sia big data sia IoT, all'interno del quale vengono elaborati, vengono censiti, vengono analizzati, vengono normalizzati, vengono estratti, c'è dell'intelligenza artificiale, vengono mostrati su delle dashboard multilayer, quindi si possono fare dei ragionamenti e dei razionali trasversali o verticali, e permette ai decisori di fare una politica proattiva rispetto a quello che è il territorio e le esigenze dei cittadini. Quindi la Smart City e questa piattaforma permettono sostanzialmente di cambiare quello che è il modello di servizio che i cittadini hanno al momento. Quindi non è più il cittadino che va verso la politica o l'amministrazione che attraverso dei ragionamenti su questa piattaforma e comunque sui dati acquisiti può dare dei servizi, erogare dei servizi differenti. Perfetto. Andrea, la Veneto Data Platform sembra, e sicuramente lo fa, agevolare molto la vita degli amministratori locali, però bisogna fare un passaggio precedente, perché alle volte magari l'amministratore, nonostante abbia gli strumenti, la possibilità, ecco, di rendere la sua città più smart, ha come un difetto culturale che lo porta a essere un po', ecco, non aver molta fiducia in quella che è la tecnologia. Come educarli? Come fargli cambiare idea? E questa è una delle sfide principali. È chiaro che questa attenzione oggi, il panel di oggi è sulle data driven city, ma sostanzialmente il concetto di smart city stesso, che si basa sui dati, richiede da parte degli amministratori attenzione e una piena, come dire, fiducia non tanto nelle tecnologie, nei dati o nei specifici aspetti di questa catena, ma nel risultato finale che può essere ottenuto. Questo è un aspetto culturale non banale. È chiaro che più oggi, fortunatamente, credo che tutte le grandi città abbiano in qualche modo intrapreso in modo più o meno a fuoco, diciamo così, con un obiettivo finale a fuoco, un percorso di questo tipo, ma culturalmente chiaramente più le città diventano piccole, prima si citava proprio anche i piccoli comuni, c'è questa difficoltà già a livello diciamo dei decisori, di chi governa la città, di fiducia in queste, magari banalmente di conoscenza, in queste possibilità, e quindi con la possibilità di arrivare a determinati obiettivi per i cittadini e per la comunità. La difficoltà che si registra è proprio questa, a volte di non avere la percezione dalla parte pubblica di avere degli interlocutori con un focus chiaro. Prima fortunatamente c'era un'eccezione seduta qui con noi. Spesso questo fa parte, diciamo, anche del nostro ruolo o degli istituti delle università o degli istituti di ricerca con cui collaboriamo, proprio un percorso per aiutare a creare un po' questa cultura. Sono tutti temi legati, perché maggiore è questa sensibilizzazione, maggiore sarà il commitment verso tutta la struttura anche dell'amministrazione, che servirà per facilitare e accelerare il processo, quindi anche tornando un po' a quello che ci dicevamo prima. Perfetto, ti ringrazio. Avvocato, chiudo chiedendo, prima abbiamo parlato di quelle che sono le problematiche di questa condivisione dei dati fra pubblico e privato, ma quali sono invece le soluzioni e soprattutto, visto anche la qualifica, se il contesto normativo è d'aiuto?
Allora, assolutamente le soluzioni sono nel cercare innanzitutto di creare una fiducia tra gli interlocutori, abbiamo detto, nella presentazione di casi. Soprattutto vorrei portarvi il lavoro svolto da Data Valley, che è un progetto che mira a mettere insieme la parte, diciamo, privatistica con la parte pubblicistica nella rappresentazione di casi d'uso di questi dati, e prego la regia anche di far vedere il QR code dal quale potreste scaricare il lavoro svolto all'interno di un anno di lavoro da una serie di operatori che in maniera del tutto gratuita hanno deciso di condividere i loro use case. Perché il tema qual è? Il tema è avere dati, avere sicurezza nella loro condivisione, quindi evitare il rischio di sanzioni, evitare il rischio di diciamo, creare un danno all'individuo nel mancato rispetto dei diritti fondamentali o delle aziende. In questo lavoro che presenteremo oggi, in un tavolo dedicato all'Una, con tutti i soggetti che hanno contribuito, avrete modo di vedere il contributo e le opportunità che ci sono e che vogliamo portare a livello, infatti il contributo è stato scritto in inglese appositamente, lo stiamo condividendo con Eurocities a livello europeo, perché è da lì che il legislatore europeo, nel definire gli European Data Spaces, quindi questo spazio di condivisione dei dati, potrà trarre dei casi molto interessanti per definire questa nuova disciplina europea, questo nuovo framework. E la frammentarietà alla quale siamo abituati è uno dei principali problemi. Quindi certo, definire degli standard, definire delle regole comuni aiuterà sia i comuni che le aziende a partecipare. Ecco, sì, non raccontiamo troppo visto che a Luna c'è questo appuntamento. Niente, io vi ringrazio.